10:45, eccolo qui Papa Giovanni Paolo II che si avvia verso l'altare che è stato costruito qui allo stadio di Caltanissetta per celebrare la Santa Messa. Si avvicina verso la nostra postazione, va a salutare alcune persone portatrici di handicap che lo stanno aspettando in prima fila. È un momento straordinario, ve lo stiamo raccontando praticamente in presa diretta con i nostri operatori. È un momento straordinario, uno dei tanti momenti straordinari che sta vivendo la Sicilia in questi 3 giorni, prima a Trapani, ieri c'è Mazara, poi Agrigento, quindi Caltanissetta. Il Papa si concede come ha sempre fatto, stringe la mano a chiunque gliela porga e impartisce solenni benedizioni. Eccolo qui Papa Giovanni Paolo II che prima di salire sull'altare ha cambiato rotta, non è la prima volta, lo fa sempre, che va fuori dal protocollo per salutare la gente, per stare in mezzo ai fedeli, soprattutto quelli che hanno più bisogno, così come lui più volte ha sottolineato, soprattutto le fasce deboli. Ed eccolo ancora qui Papa Giovanni Paolo II che si avvicina alla nostra postazione, figura solenne, figura straordinaria. Eccolo qui che si avvicina, è un momento straordinario, devo dirvi, anche per chi vi parla. Riusciamo anche a tendergli la mano, eccolo qui. Momento veramente toccante, in questo momento sta parlando con una bambina portatrice di handicap, lasciamo lavorare anche il servizio d'ordine che fa grande fatica per tenere ferma la folla. E ancora Papa Giovanni Paolo II che adesso si avvicina all'altare maggiore. Un momento straordinario che siamo riusciti ad offrirvi praticamente in presa diretta. Il Papa adesso benedice e saluta un bambino, un neonato, ancora una vecchietta e poi tra qualche istante si avvierà sull'altare per celebrare la messa. Tutti dietro.